calendario fermo a ottobre, voi non fate caso a questa cosa? No, non si può vedere fermo ad ottobre il calendario, novembre e dicembre. Ma è che questa stanza non la uso, quindi era rimasto un po' indietro. Allora, oggi è il 6, quindi caselline numero 6. Io non vedo il 6, devo fare un po' di... Eccola qua, la ballerina. 6. È una casella di quelle grandi. Quelle lunghe. Della pedon, quello là. Minestrone di verdure. Già pronto, apri e scalda in 2 minuti. Buono questo. Molto. Allora, guardiamo gli ingredienti. Acqua, verdure, fagioli, olio, sale all'oro e basta. Ottimo questo. Ma una porzione, una porzione, no, di solito ti scrivono 2 porzioni e è impossibile. No, questa è una porzione, si vede. È anche piccola come porzione per i miei gusti, cioè io mangerei almeno il doppio o il triplo di minestrone. Mi pare un po' misera come porzione. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, minestrone, ottimo, bella questa casella, molto bella. E andiamo dall'altra parte. Questa che cos'è? Oh, limone, saft limo, zitone, tedesco. Quindi è del succo di limone, zucchero, estratto di limone, aroma naturale, antiossidanti, acido ascorbico, sì, la solita roba, stabilizzatore. Ma questo è da bere così o io non lo so, è da bere così o è tipo il succo di limone, quello nella boccetta a forma di limone? Non lo so. Vabbè, questi sono 2 regalini di questa giornata. Il Kinder devo ancora aprirlo, ma sono sempre le solite robe. Sì, per quanto riguarda il Kinder, la 6 è qua, quindi è una barretta, esatto. Eccola qua. E se riesco a farla uscire, perfetto. Con i capelli tutti strabici, mamma mia, devo ancora finire di bermi il caffè latte, perché adesso la cosa è un po' più piena. Vi faccio vedere. Allora, praticamente qua sotto ho eliminato un po' di ciotole, ne ho tenute solo 3, le altre le ho messe dall'altra parte. Questo che cos'è? Non si sa. I piatti quelli piccolini, varie cose dietro, qui le spezie e i miei integratori. E lo spazio sopra l'ho sistemato così, quindi qua sopra ci va l'altra la tazza che sto usando adesso, quella rosa, qui ci va l'altra uguale a questa sopra, e ho cambiato un po' la vetrina, l'ho fatta un po' più invernale, no, autunnale stavo dicendo, no ragazzi, l'ho fatta più e ancora più invernale, ok? Quindi anche con la porta chiusa, diciamo che non, cioè mi piace molto di più. Qui ho fatto ordine, queste cose le lascio sempre così, in modo da avere ordine visivo, perché prima erano messe un po' a caso e non mi piaceva. E sopra mi piace molto di più così, perché si vede che c'è ordine. Tu cosa vorresti da me? Cosa? E io non ho niente per te. No. No, non è vero, non ho niente. Brrr. Brrr. Eh? Pippo, dove sei tu? Lì? Mamma mia. Vabbè, io vorrei finire di bere il caffè latte. No, è mio. Posso sedermi? Vabbè, programma per oggi? Non c'è. Non c'è programma per oggi. Perché? Più che magari fare una lavatrice, così non devo farla domani, che sarà domenica, così. Domenica tranquilla, senza lavatrici. No, in realtà no, perché devo aspettare che faccia proprio bel tempo, sole pieno, perché oggi c'è il sole, ma non è un bel sole che scalda, che asciuga. Devo aspettare che faccia una giornata di sole proprio per lavare le lenzuola. Mi accendo il fuoco. Ho già pulito la stufa, quindi è già pronta. C'è un gatto che è andato al bagno di nuovo. Spero non sia Pepe, perché sarebbe già la terza volta. Mi fa disperare sto gatto. No, è Pippo, ok.
Allora è andato a fare la pipì. E boh, dai, non ho aggiornamenti e dovrei programmarvi i video per la prossima settimana perché questa settimana ho messo online solo 3 video e giovedì e venerdì li ho saltati e li ho caricati sul canale, devo programmarli, quindi, quindi li vedrete i video, insomma li avrete già visti, ecco, ma ho fatto una piccola pausa perché non ero in vena di star lì a programmare, non ero proprio in vena e quindi ho detto vabbè, amen, lascio il canale un attimo vuoto e poi ritorno, riprendo come al solito. Qua stiamo guardando gli uccellini, vero Pepe? Cipi, dove è andato Cipi? Dov'è Cipi? Pipo? Ma stai dormendo da seduto così? Mimichetti. Ah, vabbè. Look di oggi, semplicemente così. Non stanno bene questi due colori insieme, ma stanno bene lo stesso. Asciugamani. Andiamo a lavare questa roba. La metto a fare una lavasciuga. Andiamo via insieme. Mi serve anche questo. E questo qua anche mi servirebbe. Allora buttiamo qua per terra. Ecco. Raccolto da una parte, buttato dall'altra. Questa è la mia spazzolina magica per i capelli. Per la cute, no per i capelli, per la cute. Ok, prendo anche questo. Devo fare una lavasciuga. Cioè, devo svuotare in realtà la lavatrice e stendere la biancheria. Che ora è? Mezzogiorno e 20 quasi. E qui ho buttato giù staffare perché si era intasato tutto. Quindi devo ricordarmi o dopo o stasera, primo di non usare il lavandino, e infatti ho lasciato lì quello apposta, così mi ricordo di aver buttato giù il Mister Muscolo. E devo ricordarmi di buttare giù l'acqua calda. Quindi lì ho messo il bollitore con l'acqua che si è praticamente scaldata. Sta quasi per bollire, quindi devo ricordarmi di fare sto lavoro. La posso mettere anche in parte. Ok, dai, adesso stendo. Mi ero già dimenticata. Devo prendere anche questo da lavare e credo che basti. Sì, roba del genere basta. Questa roba qua la butto. Ah, c'ho anche il secco da buttare. Anzi che io non posso tenerli i capelli giù perché mi danno un fastidio tremendo. Mi vanno davanti agli occhi. Io non so come facciate a tenere i capelli sciolti. Come si fa a stare con i capelli così? Poi ho gli occhiali, vanno davanti agli occhiali, cioè sono proprio di un fastidioso allucinante. Vediamo se ci puoi. Ciao. Mi sto prendendo il sole. È lì. È in relax al sole. Quindi io adesso sapete cosa faccio? Che sollievo. Io vorrei tanto tenerli sciolti, ma proprio non è per me tenerli sciolti i capelli. Se avessi i capelli grossi, allora sì, ma così sono impossibili veramente, ve lo dico, e c'è chi non mi crede, sono impossibili da tenere sciolti. Vabbè, adesso ce n'ho un po' di roba da stendere però, Ma non pensavo di avere tutta sta roba. Diciamolo. No, non pensavo di avere tutta sta roba. Ok, uno. E asciugamani. Però mi serve il detersivo, vabbè, uso quello. Ok. Uso il coccolino. Che in realtà faccio un lavaggio faccio un lavaggio cotone 90 gradi, però il lavaggio più breve, lava e asciuga. Ok. Io metto un po' a caso il detersivo, non so mai quanto metterne, quindi lo metto totalmente a caso. Ok, facciamo partire.
e questa fino a tardo pomeriggio sera sarà in funzione là, così poi stasera posso piegare le asciugamani, posso anche rimettere questi in realtà. Quante ore? 5 ore e 26, che saranno circa 6 ore, dai, perché poi non sta mai le ore scritte, sta sempre un po' di più. Adesso recupero anche la biancheria, vi appoggio qua da qualche parte. Devo recuperare anche lo stendino. Di qua. Poi dovrei anche spostare la macchina perché la gente parcheggia davanti alla mia. Il problema è che la mia è parcheggiata in modo tale da non riuscire ad uscire se qualcuno parcheggia davanti, perché la tengo troppo verso la casa, troppo indietro, e quindi non ho lo spazio di manovra. E poi, perché? Perché la tengo attaccata al palo, che c'è il palo, sapete? Ecco, io la tengo là di fianco e quindi non ho spazio di manovra proprio. Quindi dovrei spostarla leggermente in avanti in modo da avere lo spazio per poter uscire e fare la manovra, perché la gente mi parcheggia davanti attaccata, o se non proprio davanti alla mia macchina, un po' più in strada, quindi è ancora peggio per me riuscire a fare la manovra per uscire. Non so a chi danno la patente veramente. Comunque tralasciando questo, adesso stendo la biancheria, mi prendo anche gli attaccapanni e poi devo mettere via quella biancheria, che era quella che avevo lavato ieri, è ancora lì. Sì, io mi perdo completamente. Vado a mettermi anche un'altra maglia perché ho freddo. Che bello, però adesso c'è un sole bello, potrei stendere di fuori, perché il sole è un po' più forte rispetto a stamattina. Vabbè, adesso decido cosa fare. Intanto appoggio qua il telefono e mi guardo dei video mentre faccio le faccende di casa, perché altrimenti non ho compagnia. Almeno così ho un po' di qualcosa che parla in sottofondo. Che ho lavato? Ah, ecco cosa devo stendere fuori. Ho lavato il coprimaterasso, sì, l'ho lavato insieme ai vestiti. Allora, cosa ho fatto? Ho cotto un po' di queste verdure che ho cotto in pentola a pressione. Niente, adesso le vado a mettere via. Sono ancora calde, infatti vedete il vapore. Sono ancora calde, vabbè. Che sono queste verdure qui, già speziate del Lidl. In realtà non mi piace tanto questo gusto speziato che hanno, quindi lo modificherò un pochino. Poi cosa ho fatto? Ho preparato questi burger di mix di erbette e ricotta, perché la ricotta che avevo in frigo, ne avevo 4 barattolini, era in scadenza oggi, quindi ho detto preparo un po' di burger, poi stasera li cuocio ed eventualmente se non, no, stasera mi sa che ne mangio magari 2 io e il resto li congelo. Ho già impostato la lavastoviglie che partirà tra 6 ore perché prima deve finire la lavasciuga, quindi l'ho messa, l'ho impostata, tra 6 ore va da sola, andrà da sola. Fuoco sta andando. Pepe si è messo là sopra, ha fatto il pazzo con i giochi, infatti vedete che uno è là, qua è tutto incasinato, ha fatto il pazzo da solo e poi si è messo lì. Questo, chi sta meglio di questo gattino qua? Chi sta meglio? Al sole, davanti al fuoco, chi sta meglio? Ecco tu qui. Cosa fai tu qua nella casetta? Senti che calore che c'è qua sopra. Senti, sapete che ho caldo? Io altri aggiornamenti non ne ho, in realtà. Ho fatto queste robe da mangiare, così mi sono tolta il pensiero di quella ricotta, perché sennò, cioè, è meglio non andare oltre la scadenza, perché poi sapete che la ricotta tende ad andare a male facilmente anche. Ma devo dire che ultimamente sono fortunata. Arrivo anche al giorno di scadenza che è ancora buona. Ci sono delle volte che scade addirittura prima. Vuol dire che non è stata conservata bene in negozio. Vabbè, comunque, ho fatto anche questo, quindi basta. Porto fuori le immondizie, quella roba la metto in frigo, la verdura aspetto che si raffreddi, la metto in un piatto magari, anzi in una terrina e la condisco diversamente, ci aggiungo qualcosa io. E basta, qui sto aspettando che il computer si carichi. Domani mattina, in teoria, mi cambierà le gomme della macchina perché
Io sono ancora con le gomme estive, certo, c'è stato un po' un casino perché le ho ordinate, sono arrivate, mancavano delle robe, non so, non ho capito bene, insomma. Comunque sono ancora con le gomme estive. Vabbè, finché non nevica si può andare lo stesso, le catene ce le ho a bordo, però io preferisco avere le ruote invernali, veramente sono più sicure. Comunque domani mattina in teoria finalmente avrò le gomme, quindi domani mattina in teoria si risolverà anche questa situazione. Vado a fare qualcosa.